Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, puntata particolare oggi della nostra linea diretta infofriulitv.net del mattino. Siamo a Udine, presso la sede dell'associazione Acquirenti, per parlare direttamente con uno dei componenti della squadra, per sentire insomma novità importanti rivolte ai consumatori diretti. E allora è già dietro di me, perché dall'altra parte della telecamera, a distanza di sicurezza, come vedete siamo con le mascherine, oltre il metro previsto. Saluto subito l'avvocato Barba, al quale cedo subito la parola, e soprattutto giro immediatamente la camera, e così lo potete anche seguire. Innanzitutto buongiorno a lei, avvocato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Oggi faremo un breve quadro di una problematica abbastanza comune, che è quella dei contratti a distanza. Cosa sono i contratti a distanza per i consumatori? Sono quei contratti che vengono stipulati non in presenza tra professionista e consumatore, ma quindi vengono stipulati telefonicamente piuttosto che tramite web, tramite i format via internet. Ora, sono contratti molto frequenti al giorno d'oggi, poi ancora di più con tutte le restrizioni Covid. Al tempo stesso lasciano aperte varie insidie e vari punti di criticità. Ci si riferisce innanzitutto per quanto riguarda i contratti stipulati tramite call center. I più comuni sono quelli con operatori telefonici piuttosto che con fornitori di energia, di vari tipi di energia. Cosa succede spesso? Può succedere che ci si trovi di fronte a commerciali che operano tramite call center e che spesso illustrano particolari scontistiche o particolari prezzi fissi, però tralasciando di evidenziare al tempo stesso anche altre clausole secondarie che vengono messe, diciamo, non dico sotto silenzio, ma fatte notare molto meno, come possono essere il pagamento di costi per i modem, per i router che vengono poi venduti, oppure ricariche telefoniche, oppure altri costi legati all'energia. Possiamo dire, mi permetta, avvocato, sì. Possiamo dire che il trucco c'è ma non si vede in un certo senso, cioè l'acquirente finale rischia di cadere in una rete senza accorgersi. Diciamo di sì, in alcuni casi, alcuni commerciali, non dico tutti, ovviamente non posso generalizzare, non è giusto generalizzare, però si può cadere in casi in cui il commerciale per stipulare contratti evidenzi soltanto gli aspetti, diciamo, positivi, quindi per esempio il contratto a spesa fissa 12 euro, senza magari spiegare esattamente che poi possono scattare delle ricariche che quindi fanno aumentare i costi, oppure che ci sono dei vincoli, non dei vincoli illegali, ma una vendita di un modem, di un router,
a rate, che va però a incrementare la bolletta telefonica. Senta, vediamo il caso che da voi si rivolga, come purtroppo sta accadendo, un acquirente e vi racconta un po' la storiella. Voi portate avanti la pratica ed emerge che questa società, con questo call center e via dicendo, comunque quello che conta è che la radice operativa e legale della società si trova, ad esempio, non so, a Malta, per fare un nome a caso. Ecco, in questo caso cosa avviene? Questo è purtroppo un problema, perché allora questo non riguarda tanto i contratti per telefonia di energia, perché lì sono stipulati, si considerano stipulati in Italia, e ci sono i vari enti di conciliazione attraverso i quali solitamente poi si risolvono le problematiche. Va detto, una volta che viene esposta la posizione all'operatore, effettivamente solitamente troviamo sempre soluzioni. Questo è un caso, ad esempio, di un paese comunque che fa parte in un certo senso dell'Unione Europea. Certo. Se lo stesso accade in un paese extra Unione Europea, ecco, però ubicato in Europa? Ecco, lì i problemi aumentano. Troviamo questo soprattutto con un'altra tipologia di contratti, con quelli molto comuni ultimamente sono i contratti di trading. Telefonano, veniamo contattati di continuo da società con sede estera, tramite operatori anche che parlano italiano, che parlano un buon italiano, che quindi ci fanno illudere di star stipulando un contratto in Italia, quando in realtà i server si trovano a Malta, si trovano negli Emirati Arabi, nelle isole Faroe o via dicendo, e quindi entriamo in un vortice. In questo caso, nel caso dei trading, veniamo convinti a utilizzare il trading per facili guadagni. Spesso all'inizio anche si riescono a fare, seguiti dai loro tutor, chiamiamoli così, delle operazioni anche di successo per pochi soldi, e poi si entra in una spirale che porta a perdite anche importanti in molti casi, di 10, 15, 30 mila euro. Abbiamo verificato, cioè abbiamo avuto delle segnalazioni. Purtroppo su questi casi si riesce a fare più prevenzione che soluzione del problema una volta presentato. Chiaro. Perché spesso ci sono dietro delle truffe, delle vere e proprie truffe. Purtroppo sono commesse all'estero, quindi le procure non hanno competenza di procedere, e andare a recuperare i soldi vuol dire comunque appoggiarsi ad avvocati o a studi o a enti comunque esteri che sono difficilmente controllabili se non si hanno punti sui vari territori extra UE. Quindi in questi casi i consigli sono di fare molta attenzione a soggetti, personaggi che ci contattano appunto telefonicamente, ovviamente. La cosa importante, avvocato, da sottolineare anche questo, no? Che molto spesso ti arriva la chiamata, magari uno alza la cornetta o risponde al cellulare, mette giù perché magari non gli interessa. Però bisogna stare attenti, perché magari quei secondi, no, in cui c'è il dialogo, oppure si calca magari involontariamente, anche non so, il pulsante sbagliato in quel momento, potrebbe scattare automaticamente il consenso, no? di una tariffa telefonica, comunque di un acquisto del prodotto. Certo, può succedere anche questo, ripeto, a quel punto l'importante è bloccare, se ci si accorge, chiaramente bloccare subito carte di credito, qualsiasi password, qualsiasi cosa, segnalare, rivolgersi a un'associazione dei consumatori, oppure segnalare alla polizia postale, alla procura, eventualmente in certi casi anche all'antitrust, anche se lì lo si fa solitamente tra le associazioni, e niente, ad essere il più veloci possibile a prendere provvedimenti per cercare di tutelarsi. Senta, noi abbiamo parlato dei tempi, no? Perché i tempi sono fondamentali. Sì. Abbiamo capito che se i tempi sono biblici in un certo senso in Italia, immaginarsi quando capita appunto di dover trasferirsi fuori dai sacri confini. Beh, lì diventano, dal punto di vista logistico, tempi più lunghi, e i costi aumentano molto, perché bisogna anche riuscire a trovare studi di fiducia all'estero, che non è sempre agevole, ovviamente. Queste sono cause civili o penali, tanto per differenziare le cose? Diventano più civili, cioè dal punto di vista penale sono anche truffe non consumate in Italia, e quindi le procure italiane si trovano nell'impossibilità di procedere. Raramente ci si trova di fronte a truffatori ingenui che non commettono il reato all'estero. Certo. Senta, ultimamente quanti casi, ad esempio per quanto riguarda acquirenti, vi sono giunti qui in ufficio, o direttamente o indirettamente, da seguire
su queste truffe ben escogitate e camuffate dietro falsi paradisi fiscali? Ma ce ne sono arrivate alcune, una decina di segnalazioni ci sono arrivate. Quindi queste per quanto riguarda i paradisi fiscali, le cause estere, che poi, ripeto, purtroppo ci vedono abbastanza impotenti in sede di risarcitoria, mentre quello che è importante è fare prevenzione. Per quanto riguarda invece problemi con operatori italiani, quelli diciamo che sono molto più frequenti, ma anche trovano pronta soluzione tramite vari servizi di conciliazione, quindi senza neanche dover andare davanti a un giudice. Certo. Quelli sono molto più gestibili. Poi ci sono, ma qua usciamo completamente fuori tema, ci è capitato anche un caso di qualche segnalazione da parte di più persone, di un soggetto che addirittura in Italia ha fatto stipulare, in quel caso ci troviamo di fronte a un coach di vita che... Mental coach. Esattamente, fanno quei corsi di training. Certo. Quindi anche lui aveva comunque società estera, contratto stipulato in Italia, aveva promesso tutta una serie di lezioni che poi erano state effettivamente effettuate a fronte di esborsi di qualche migliaio di euro. Aveva promesso anche di mantenere su un sito internet queste lezioni a vita per chi aveva aderito ai corsi, salvo poi dopo qualche anno sopprimere la piattaforma, quindi in questo caso togliere tutti quanti i contenuti che aveva messo in condivisione e aver proposto agli aderenti di iscriversi a un'altra piattaforma che prevede un canone mensile. Quindi ci stanno arrivando segnalazioni di questa, ci stanno arrivando segnalazioni al riguardo e stiamo valutando effettivamente come si può procedere. Certo. Senta, Avvocato, per concludere questo nostro intervento, sì, per proprio andare a chiudere la nostra puntata di oggi, cosa vuole aggiungere ancora? Soprattutto che consigli, che messaggi dare a chi ci sta ascoltando? Di stare sempre molto attenti quando si stipulano contratti sia telefonici sia online, di provare a verificare sempre chi si ha davanti, almeno se sono attendibili e comunque cercare di ridurre, specie quando si viene contattati e non si è in prima persona ad attivarsi per stipulare. Quindi questo è il massimo consiglio. Poi si può intervenire a posteriori, ma diventa più arduo, è meglio sempre in prevenzione. Senta, per quanto riguarda invece magari i contatti da parte di chi ci sta guardando, gli uffici di acquirenti sono aperti tutti i giorni, a orari? Beh, siamo sì, in orario di ufficio, ci sono i numeri di telefono, si può sempre contattare, si trova online sul nostro sito. O altrimenti chiaramente invitiamo i nostri telespettatori, se ci sono dei dubbi eccetera, potete contattare anche la nostra redazione, saremo eventualmente noi anche a girarvi i numeri di telefono delle persone referenti per quanto riguarda l'associazione. Perfetto. Cosa dobbiamo dire ancora? Niente, buona giornata e state attenti. Si spera, mi permetta, dopo la saluto, si spera, adesso è arrivato Draghi, chiaramente con l'arrivo di Draghi, salvo sorprese, lunedì, martedì avrà l'incarico di formare il nuovo governo, anzi sarà operativo proprio come Presidente del Consiglio dopo il mandato esplorativo. Si dice che con l'arrivo di Draghi sono finiti i problemi in Italia. Dunque ci si augura che cominciamo a vedere il sole, la luce in fondo al tunnel e far ripartire le cose proprio dopo questo periodaccio veramente dove tutto si è fermato, direttamente o indirettamente, insomma ci auguriamo che sia la volta buona. No? Assolutamente, speriamo, ci vuole un po' di fiducia e una ripresa. Certo, perché sennò altrimenti è meglio starsene tranquilli a casa e coltivare l'orto, no? In questo caso. Bene, allora io ringrazio l'Avvocato Barba che così vi ha spiegato delle cose importanti legate ai call center e via dicendo, in attesa di posizionare la telecamera verso il sottoscritto. Vi anticipo anche che avremo più tardi un'altra edizione del mattino per quanto riguarda infofriulitv.net, parleremo da Piazza Libertà, saremo sotto la loggia del Lionello per un'importante iniziativa legata a AIDO, premi Friuletica, insomma restate con noi perché vedrete veramente delle cose importanti che si continua insomma
a operare. Vi daremo anche dei servizi che ci stanno arrivando, aggiornamenti, chiaramente news, gli stessi saranno comunque in tempo reale attraverso le nostre pagine dei social media e non solo. Cosa dire? Sono esattamente le 10:42 per chi ci sta guardando in diretta, e dunque salutiamo tutti quelli che hanno seguito il live e anche coloro che guarderanno questa trasmissione in base ai loro tempi, in base al loro momento, in leggera, come si dice, differita. E come si dice dalla lontana provincia dell'impero, tra l'altro siamo a Udine, nella capitale, nell'urbe della cultura amministrativa friulana. Cosa dire? Mandi e alla prossima. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.